Ecco il piano della Regione da 500 milioni per sbloccare finanziamenti fino a 1 miliardo e 400 milioni a favore di 13.000 imprese, benefici per industria, commercio, artigianato e liberi professionisti. Presentato anche il progetto Veneto Regione Covid Free, tamponi, geolocalizzazione dei positivi ed incrocio dei dati, così dice Zaia garantiremo sicurezza a cittadini e turisti. Bufera su Arturo Lorenzoni dopo le sue parole lunedì sera a Ring, la Lega ironizza, centro-sinistra senza candidato, il diretto interessato era una battuta, nessun passo indietro ma 10 in avanti. In aula non solo l'ultimo giorno di scuola ma almeno un paio di settimane prima per le ultime classi dei cicli scolastici fa discutere la proposta dell'assessore regionale Donazzan. Da lunedì le chiamate per i test sierologici in tutta Italia, venerdì Veneto, seconda regione per numero di partecipanti, l'appello della Croce Rossa, rispondete alla chiamata. Tragico tamponamento lungo la 13 Occhiobello, 46enne di Rosolina muore nel giorno del suo compleanno. Stamattina in Duomo a Montebelluna l'ultimo saluto a Carlo Durante, il campione paralimpico stroncato domenica da un improvviso malore. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano i dati relativi al contagio da coronavirus nel nostro territorio. Sono solo 6 nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto per un dato totale di 19.113 soggetti dall'inizio dell'epidemia. Il bollettino odierno della Regione aggiorna con un decesso avvenuto negli ospedali, nessuno nelle RSA, il numero delle vittime che sale quindi complessivamente a 18.887. I dati su contagi e malati in trattamento negli ospedali sono in calo. Nei normali reparti sono ricoverati attualmente 439 pazienti, 15 in meno di ieri, mentre i ricoverati nelle terapie intensive sono 36, 2 meno di ieri. E da oggi nel consueto appuntamento con la stampa alla sede della Protezione Civile di Marghera è stato presentato un nuovo piano economico da $500 milioni per rimettere in piedi l'economia del Veneto in crisi per il lockdown provocato dal coronavirus. Sentiamo. Un piano da $500 milioni potenzialmente in grado di attivare finanziamenti per quasi il triplo, 1.400 milioni, coinvolgendo 13.000 imprese. In attesa della fine dell'emergenza sanitaria, la Regione interviene anche sull'emergenza economica provocata dal coronavirus. Lo fa stanziando €320 milioni che a loro volta ne attivano altri 270 da parte di terzi, dal MISE al sistema bancario. È un piano chirurgico, cioè che va a intercettare le aree di difficoltà maggiore e quindi in primis tutte le aziende che sono state costrette alla chiusura da un decreto del governo. Ecco, tra l'altro questo piano nasce dalla collaborazione strettissima che abbiamo avuto con le categorie economiche, con Unioncamere, con i sindacati, con la CGIA di Mestre. I destinatari dei 320 milioni stanziati dal bilancio regionale variano dall'industria al commercio, dall'artigianato ai liberi professionisti alle piccole e medie imprese, attraverso 3 filoni di intervento. 110 milioni di euro di contributi a fondo perduto, 150 di finanziamenti agevolati e 60 di garanzia. La Regione è impegnata anche sulla rimodulazione delle risorse dei fondi europei. Alcuni orientamenti e programmazioni che erano rivolti ai POR-FESR piuttosto che all'FSE, il Fondo Sociale Europeo, oggi si stanno spostando verso il collega marcato per il mondo dell'impresa, stiamo parlando di 30 milioni di euro circa, altri 32 milioni sono sostegno alla famiglia e ammortizzatori sociali, quindi è assolutamente importante, oltre che alla sanità e al Covid per altri 12 milioni. Quindi queste 3 cifre che vi ho dato, 32, 30 e 12, fanno 74 milioni che sono stati rimodulati dai fondi europei in base alle effettive esigenze. E fase 2 del turismo, il presidente della Regione Zaia ha presentato il progetto Veneto Regione Covid Free.
Un piano per fare del Veneto una regione Covid-free. Risponde così il presidente Zaia con una stoccata in diretta alla vicina provincia di Bolzano, che ieri aveva annunciato di voler offrire gratuitamente il test ai turisti. Noi stiamo lavorando comunque per un progetto di regione Covid-free, anche perché lo possiamo dire a pieno titolo con questi indicatori sanitari, però vorrei dire che noi non è che ce l'abbiamo contro chi fa i test. Dico che è giusto e corretto dire che quando ti arriva il turista ti può dire: bene, hai fatto i test a tutti, quando? 6 giorni fa, un mese fa, e allora? Ragazzi, è inutile che ci nascondiamo dietro il dito. C'è il test purtroppo ha questo limite. Un grande lavoro che richiede tutta una serie di misure, dalla politica dei tamponi alla georeferenziazione dei positivi, all'incrocio dei dati. Ci stiamo lavorando e penso che passi attraverso tutta una serie di prerogative, non ultima quella di un grande servizio sanitario da garantire ai cittadini. Messaggio che dovrà essere trasferito anche ai turisti affinché pianifichino una vacanza in Veneto. Noi ti diciamo Covid free, per noi significa che tu vieni e ti accorgi che qui c'è una gestione del territorio. Cioè non trovi un carnaio in spiaggia in deregulation, ma trovi delle regole. Poi Zaia torna sulle elezioni, con le regioni che premono per le urne aperte in piena estate, il governo che conferma l'opzione 20-21 settembre ed i partiti del centrodestra che vorrebbero posticipare a fine settembre o ottobre. Io penso che sia, come si può dire, legittimo che tutte le forze politiche esprimano tramite le loro segreterie il loro intendimento e il loro desiderato rispetto alla convocazione delle urne. Di mezzo ci sono le campagne elettorali ed è logico che un segretario politico di destra, di sinistra, di su, di giù si ponga la questione. È grave invece che ci sia qualcuno che non vuole andare a votare in questo paese. Il vice sindaco di Padova, Arturo Lorenzoni, non intende fare nessun passo indietro nella corsa alla guida della regione. Durante un'intervista lunedì sera nel corso di Ring aveva detto che se si candidasse il virologo professor Crisanti lui gli lascerebbe spazio. È stata una battuta, ha precisato oggi Lorenzoni, utilizzata dalla Lega a fini politici. Io faccio 10 passi avanti. Io non ho nessunissima intenzione di fare passi indietro. Era una battuta che io ho fatto l'altra sera in televisione, da un lato per esprimere tutta la mia stima verso una persona di grandissimo valore che, diciamo così, opera in città, ma da parte mia, ecco, nessun passo indietro, anzi dei passi avanti. Stiamo rafforzando la squadra, si stanno definendo i contorni dell'alleanza che mi sosterrà. L'ironia in politica non paga, anzi torna indietro sotto forma di sberleffo. Arturo Lorenzoni lo ha imparato oggi dopo essere andato in onda lunedì sera a Ring su Antenna 3 e avere detto questo. Andrea Crisanti volesse candidarsi, io gli lascio volentieri spazio, nel senso che è persona che io ho conosciuto prima del Covid. È una notizia se dice così, eh? Ah, ma guardi, credo che abbia delle cose più importanti da fare. Luca Zaia tace e lascia ogni commento all'assessore Roberto Marcato. No, guardate, io vi rimando al video dell'assessore Marcato che è molto lineare. Ciao Lorenzoni, ma ghetto voglia fare il candidato del centro-sinistra contro il presidente Luca Zaia per rappresentare i Veneti o no? Perché adesso mi va benissimo tutto, stimatissimo Crisanti, tutto quello che vogliamo, ma non esiste che arriva un'ipotetica candidatura di un altro e tu sei ben felice di lasciare il posto. Così in Consiglio regionale stamattina pare che dai banchi della Lega siano state perfino pronunciate le parole il candidato Crisanti. Ma io non penso che sia casuale questa presa di posizione, questa, diciamo così, utilizzo della mia battuta per cercare di in qualche modo esprimere una posizione politica. Forse c'è del nervosismo all'interno della Lega. La capogruppo in regione della lista Zaia presidente, Silvia Rizzotto, in un comunicato ufficiale ha scritto: il PD è senza candidato, Lorenzoni abdica. Lei è professore universitario, vice sindaco, sapeva di essere anche re. No, ecco, interessante sarebbe capire dov'è questo reame, perché farò visita volentieri se me lo indicano.
Il dibattito sull'Election Day finisce anche in Consiglio regionale, dove oggi si è discusso sulla modifica della legge elettorale con il decreto che indice le consultazioni almeno 50 giorni prima del giorno del voto, anziché gli attuali 60. Secondo l'opposizione una manovra politica, secondo la maggioranza un adeguamento ad altre realtà. Sentiamo alcuni consiglieri. Abbiamo portato una semplice modifica elettorale per portare da 60 a 50 i giorni per indire le elezioni regionali, per metterci in linea con tutte le altre regioni italiane che dovranno andare ad elezioni nei prossimi mesi, e ci auguriamo che il governo però ci dia una risposta veloce e concreta. Non possiamo restare nel limbo per i prossimi mesi perché il governo non decide. Oggi in aula votiamo una norma inutile e dannosa. Inutile perché sarà il Parlamento a decidere sulla data delle future elezioni regionali, comunali e sul referendum, e dall'altra dannosa perché si limita così il diritto di altre liste a partecipare alle prossime elezioni regionali, dato che si riducono i giorni per la raccolta delle firme. Perché anche il Comitato Tecnico Scientifico, anche nazionale, non ha dato nessuna indicazione che il periodo anche estivo possa essere di ostacolo ad indire delle elezioni, è semplicemente una scelta politica. A questo punto noi riteniamo che possiamo andare a votare il prima possibile. Siamo contrari all'ipotesi delle elezioni del 26 luglio prospettata solo da Zaia, neanche nel centrodestra tutti sono d'accordo, anzi a partire da Salvini non è d'accordo su questa data, per un motivo principale. 26 luglio significa che siamo dentro la stagione estiva, dentro alla stagione turistica. Andare a colpire così duramente il turismo, che già vivrà una stagione difficilissima, è un gravissimo errore. Il Presidente ha detto che a settembre si può fare la mostra del cinema al Lido e si possono fare anche le elezioni, come si fanno in tanti altri paesi europei. Ed è per questo che la fretta di modificare la legge elettorale ci induce invece alla massima attenzione a quelle che sono le regole del gioco, e le regole del gioco devono essere uguali per tutti. Penso che la data di luglio sia quasi impossibile e quindi ci troveremo dopo le ferie a trovarci di fronte alle elezioni, speriamo appunto senza qualsiasi complicazione dovute a una ricaduta del coronavirus. Questo governo, il centrosinistra e i pentastellati stanno facendo di tutto per non fare votare. Evidentemente sanno che perderebbero le elezioni. Prima si vota, meglio è. A proposito di elezioni, l'Election Day del 20 e 21 settembre è l'unica data possibile secondo il sottosegretario del Ministero dell'Interno Achille Variati, che sulla polemica per la figura degli assistenti civici è chiaro, non ci sarà alcun sceriffo. I controlli, le sanzioni sono di competenza esclusiva delle forze dell'ordine, ma ci mancherebbe altro. No agli sceriffi, il punto fermo del Viminale è chiaro: per stoppare le polemiche sugli assistenti civici c'è il via libera del governo dopo ore di tensione per la fuga in avanti nella stessa maggioranza. Sarebbe stato utile che la Ministro, la Morgese, insomma, quindi il Ministero dell'Interno fosse coinvolto prima, però cosa vuole? Quando si lavora si possono anche fare degli errori, non penso che sia stata una volontà di sgarbo istituzionale. Una cosa però è certa per il Ministero dell'Interno: non possiamo parlare di ronde, di sceriffi. Volontari per mera utilità sociale, fare informazione, dare una mano ai comuni in questa fase delicata post-lockdown, ma con il rischio reinfezione. C'è un parco giochi, c'è una limitazione di entrata di non più di 30 bambini, faccio per un esempio. Chi è che fuori dal cancelletto del parco giochi controlla e dice no, un attimo, sono già 30, oppure sì, può entrare perché il numero... Ecco, dei volontari che devono essere ovviamente riconoscibili, che prestano 15-16 ore alla settimana gratis, che al massimo la pubblica amministrazione e lo Stato se ne farebbe carico, paga l'assicurazione, perché se uno insomma cade è giusto che sia assicurato, ma non so se mi sto spiegando, solo così, altrimenti non funziona. Figure che, sostiene Variati, dovranno essere gestite localmente. La mia idea è che la selezione, la formazione, insomma deve essere in capo ai sindaci, no? Ma visto che devono operare all'interno del territorio comunale,
I sindaci sono i riferimenti. Ministero dell'Interno impegnato anche in queste ore nella partita elezioni amministrative e quello Election Day del 20-21 settembre che non piace ai governatori e al centrodestra, ma secondo Variati quella data è l'unica possibile. In modo che la presentazione delle liste dei candidati avvenga dopo Ferragosto, quindi senza impattare su Ferragosto. Arriviamo al 20, il ballottaggio ad esempio per Venezia, se ce ne sarà bisogno, e per un altro centinaio di comuni italiani, potrebbe svolgersi nella domenica e lunedì 4-5 ottobre. Chiudiamo la partita delle elezioni mentre ancora c'è buona stagione e ancora deve arrivare il freddo. Non solo sull'ultimo giorno, ma si potrebbe ragionare almeno su un paio di settimane per le ultime classi dei cicli scolastici, è quanto sostiene l'assessore alla scuola della Regione Veneto Elena Donazzan, ribadendo le posizioni già espresse in merito al dibattito sul rientro a scuola nella fase 2. I ragazzi di quinta elementare, di terza media e dell'ultimo anno delle superiori, spiega Donazzan, potrebbero rientrare a scuola certamente per un saluto, ma anche per recuperare un minimo di relazioni con i propri insegnanti e di preparazione soprattutto per coloro che affronteranno gli esami. Il ritorno a scuola solo di queste classi non rappresenterebbe un problema di assembramento, anzi avrebbero a disposizione l'intero edificio scolastico per un numero molto ridotto di studenti. La prossima settimana, annuncia Donazzano, ha intenzione di convocare tutte le parti interessate della scuola dell'obbligo per approfondire questo documento ancora non noto che dovrebbe giungere dal Ministero. Da lunedì scorso sono scattati i test sierologici in tutta Italia. Il Veneto è la seconda regione per numero di partecipanti al campione, Treviso la provincia con più comuni coinvolti. La Croce Rossa lancia un messaggio: rispondete alla chiamata, non è una truffa. Sentiamo. Su 150.000 persone che saranno chiamate a partecipare ai test sierologici, la maxi indagine organizzata dal Ministero della Salute e Istat, in collaborazione con la Croce Rossa, 13.000 risiedono in Veneto, regione seconda solo alla Lombardia per numero di cittadini convocati. La Marca trevigiana è la provincia chiamata ad offrire per il Veneto la parte più consistente del campione, con la partecipazione di 35 comuni. 33 invece saranno i comuni coinvolti a Padova e Vicenza, 30 a Verona, 24 a Venezia, 9 a Rovigo, 8 a Belluno. 172 comuni in tutto il Veneto parteciperanno all'operazione di indagine più importante fino ad ora organizzata dall'inizio della pandemia, che permetterà di identificare le persone che hanno avuto il contatto con il virus e di conseguenza mappare il suo movimento, comprendere i diversi gradi di infettabilità anche in base alle fasce d'età. Uno studio su cui il governo nutre aspettative importanti, nonostante il rapporto sulla popolazione sia di 1 a 400. Eppure la risposta registrata fino ad ora è stata ancora molto timida tra chi rifiuta di sottoporsi al test e chi addirittura non risponde alla chiamata, probabilmente a causa del numero sconosciuto. 06 55 101. Le chiamate sono effettuate dalla Croce Rossa. Forse un po' di paura, principalmente la paura di poi se sono positiva che cosa succede. Io la leggo così, nel senso, noi abbiamo partecipato allo screening che è stato fatto al Palaverde, quindi i primi dal 5 maggio in poi, a tutte le forze dell'ordine, ai sindaci, ai vari comuni, alla protezione civile, polizia locale e quant'altro. E devo dire che la gente veniva proprio contenta. In quell'occasione furono sottoposti al test tutte le categorie a rischio. In questo caso il campione è stratificato e rappresentativo della popolazione. A far desistere, molte volte, secondo la Croce Rossa, è la paura che scovare la traccia di anticorpi specifici al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi, possa comportare nuove restrizioni. Io penso sia la paura di non volere provare a capire per assoluto se uno è positivo. Loro si aspettano chissà che cosa, restrizioni, mi chiudono dentro in casa, cioè hanno ancora una visione un po' contorta di che cosa può essere il caso positivo. Ecco. Ma l'opportunità di studio è unica, il margine di errore è bassissimo, la sensibilità al test è del 90%. Chi accetta deve compilare un questionario e poi sarà chiamato presso il centro prelievi più vicino.
Ed ora alla pagina della cronaca parliamo di incidenti sul lavoro, perché quella di oggi è stata una giornata davvero drammatica. Un operaio italiano di 68 anni di Porto Tolle è morto probabilmente folgorato mentre stava facendo lavori di manutenzione all'impianto elettrico di una cartiera a Mesola in provincia di Ferrara. È successo oggi intorno alle 14:20 sul posto i carabinieri e il personale della medicina del lavoro. E a Zanè, nel Vicentino, nel pomeriggio ha perso la vita un ragazzo di 22 anni, morto a quanto pare dai primi accertamenti schiacciato da una pesante lastra in metallo in una carpenteria. Immediatamente è stato allertato il 118, il giovane è stato soccorso, ma la corsa all'ospedale di Sant'Orso si è rivelata purtroppo vana. Il giovane non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i tecnici dello Spisal. E poi c'è stata anche una tragedia della strada quest'oggi. È morto nel giorno del suo 42esimo compleanno nel tragico tamponamento che questa mattina ha creato il caos in A13 nel tratto tra Villa Marzana e Occhiobello in provincia di Rovigo. Vittima del dramma Kechi Sokol, cittadino italiano di origini albanesi, residente a Rosolina. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, l'uomo alla guida di un furgone Ducato è giunto in velocità su un incolonnamento che si era già creato in precedenza. Il mezzo ha tamponato violentemente, prima un'auto, poi un altro autocarro. Impossibile, nonostante il tempestivo arrivo dell'elisoccorso, salvare l'uomo che proprio oggi compiva 46 anni. Mentre la donna che si trovava al volante della vettura, una 500, è stata portata in ospedale in condizioni gravi. Il tratto è stato parzialmente chiuso in direzione Bologna con pesanti disagi alla circolazione. La coda ha raggiunto i 10 chilometri. Questa mattina in Duomo a Montebelluna l'ultimo saluto a Carlo Durante, il campione paralimpico stroncato domenica da un improvviso malore. Il Duomo di Montebelluna è pieno. Compatibilmente con le norme di distanziamento per le cerimonie, in tanti hanno voluto dare di persona l'ultimo saluto a Carlo Durante, il campione paralimpico morto improvvisamente domenica a 73 anni, stroncato da un malore durante una gita in tandem a Nervesa sul Montello che tanto amava. Affetto da retinite pigmentosa, malattia che porta alla cecità, aveva comunque portato avanti la sua grande passione, la corsa, raggiungendo i traguardi più prestigiosi: medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Barcellona nel 92, argento ad Atlanta nel 96, bronzo a Sydney nel 2000 e poi decine di maratone, titoli europei e per 14 anni campione italiano di tutte le categorie del fondo. I suoi occhi in tutte queste imprese sono state le guide che anche oggi hanno voluto salutarlo. Abbiamo voluto accompagnarlo con il cordino, che era lo strumento che ci permetteva di stare vicini, di poterci guidare vicendevolmente, di guidarci vicendevolmente perché anche lui guidava noi. Commoventi le parole della figlia Daniela, nome anche della sorella Chiara e della mamma Loredana. Ci ha insegnato cosa vuol dire la tenacia, il non mollare mai, nemmeno quando il destino cominciava troppo presto a farti lo sgambetto. Ma le tue gambe sono sempre state più forti di qualunque ostacolo. Un campione nello sport e nella vita quotidiana, ha ricordato la figlia con l'impegno nelle tematiche della disabilità. Ti ricordi di quella volta in cui ci siamo trovati al buio in casa per un blackout? Noi e la mamma a cercare le candele e tu eri già sulla via del contatore dicendo manco mai che gas un orbo in questa casa. Ecco, tu eri così. La guida nei momenti bui, i nostri momenti bui. Perché tu ci hai imparato a convivere da sempre e nonostante questo sei stato tu la luce, il faro, la guida per noi e tantissime persone, quelle che ti ricordano oggi e ti porteranno nel cuore per sempre. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre in chiusura con le previsioni del tempo e il meteo.
Bentrovati al meteo. Alta pressione un po' più debole, avremo sempre tempo in prevalenza stabile, ma non si esclude qualche disturbo. Il dettaglio di giovedì 28 maggio. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna del sole, dappertutto il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio probabilità di piovaschi sparsi in aumento, dapprima solamente sulle zone montane e specie dalla sera anche su parte delle aree pianeggianti. Temperature minime fino a 14 gradi, valori massimi compresi invece tra i 21 e i 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento, ma nelle ore pomeridiane non si esclude qualche acquazzone sui rilievi. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, massime tra i 22 e i 24 gradi all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo prevalente, salvo per isolati annuvolamenti, ma in genere non daranno luogo a piogge. Temperature minime sugli 11-12 gradi, massime invece sui 25-26 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.